Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Accappatoio e bidoni d'acqua in mano è la singolare protesta di Davide Faraone davanti a Palazzo d'Orléans per la crisi idrica. È colpa di Schifani, dice il deputato di Italia Viva. Intanto peggiora la situazione nei comuni dell'entroterra. Sciopero del trasporto pubblico nelle città italiane per il rinnovo del contratto e la sicurezza. A Catania alta l'adesione, esasperati gli autisti, ci aggrediscono per nulla. A Palermo pochi disagi. La nuova questura a Catania, fatela al Librino. Al TG Sicilia l'appello di padre Spampinato che chiede maggiore presenza delle istituzioni nelle periferie. Svolta nelle indagini per la morte di Fabio Altruda, il pilota dell'aeronautica precipitato 2 anni fa con il suo caccia Eurofighter a poca distanza dalla base militare di Birgi. Ci sono 2 indagati, per entrambi l'accusa è di omicidio colposo. A Ragusa, giocolieri, equilibristi, ballerini e musicisti animano le strade del centro, protagonisti di Ibla Baskers. Regine di spada a Catania, ai nostri microfoni Rossella Fiammingo ed Alberta Santuccio, medaglie d'oro alle Olimpiadi di Parigi, incoraggiano i giovani a dedicarsi allo sport ma anche allo studio. Per raggiungere un traguardo serve sacrificio. Calcio Serie B, il Palermo in cerca della prima vittoria al Barbera, domani sfida la Salernitana. In Serie C domenica in campo per Catania, Messina e Trapani. In conferenza stampa il tecnico di Rossazzurri toscano, bisogna insistere per crescere ancora. Ancora ben trovati, la crisi idrica ancora in primo piano. Nelle prossime ore molti comuni potrebbero restare a secco. Accusa del deputato di Italia Viva Davide Faraone che in accappatoio per protesta ha puntato il dito contro il governatore Schifani. È tutta colpa sua. Ci dice tutto Marco Gullà. Da Caltanissetta ad Enna e poi Agrigento, Gela, la siccità incombe e il mese di ottobre, appena iniziato, potrebbe rivelarsi decisivo. Se continuerà a non piovere almeno fino a novembre, la situazione infatti potrebbe diventare ancora più delicata di quanto non lo è già. Invasi e dighe a secco, uno scenario che secondo il deputato di Italia Viva Davide Faraone era alquanto prevedibile. Così questa mattina Faraone ha inscenato una protesta decisamente singolare, in accappatoio e con i bidoni dell'acqua in mano per lanciare un j'accuse al governo regionale. Se non dovesse piovere fino a novembre o se dovesse piovere poco, perché anche le piogge che ci sono state non sono state sufficienti, naturalmente la situazione andrà a peggiorare. La responsabilità di tutto questo, nonostante Schifani cerca di scaricare responsabilità su altri, è tutta in capo a un presidente della regione che è incapace. È incapace perché avrebbe dovuto allertare l'emergenza idrica, ripeto, parecchi mesi fa e fare tutto quello che ha fatto in piena emergenza prima. Ma al di là degli scontri politici, quel che preoccupa è la situazione anche dei piccoli comuni. Il peggio ancora deve arrivare. Fra qualche ora praticamente 5 comuni siciliani, che sono Troina, che è Cerami, che è Nicosia, che è Sperlinga e Gaiano, che finora hanno fatto turnazione una volta ogni 6 giorni, saranno senza un dito d'acqua. Da lunedì intanto anche a Palermo inizieranno le turnazioni per l'erogazione dell'acqua. E oggi è stata una giornata di passione per molti viaggiatori urbani a causa dello sciopero indetto in tutta Italia al trasporto pubblico in Sicilia. Alta l'adesione a Messina e a Catania. Tra i temi caldi quello della sicurezza. Orazio Longo. Salari, diritti, carichi di lavoro troppo pesanti. Il trasporto pubblico locale ha incrociato le braccia per un'intera giornata nello sciopero nazionale indetto dal sindacato Orsa Trasporti e da alcune sigle confederali locali per il mancato rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. Alta l'adesione in Sicilia, a Messina e a Catania, dove tra i temi caldi a tenere banco c'è stato quello della sicurezza. Un allarme che deriva da episodi di violenza e vandalismo come le aggressioni agli autisti o i lanci di pietra contro le vetture in transito, come è avvenuto per esempio nel quartiere catanese di Librino, soprattutto nelle ore serali. La linea del Librino dalle 19:30 in poi diventa pericoloso, quindi subisce una variazione di percorso.
le persone aggrediscono l'autista anche perché devono aspettare un'ora e mezza alla fermata perché ci sono pochi autobus. Una città come Catania bisogna avere un servizio di almeno un 300 autobus al giorno. Più del 60% delle vetture della MTS sono rientrate in autorimessa con la scritta fuori servizio, come si vede dalle immagini, una risposta importante da parte dei lavoratori, ha spiegato Pietro Milazzo, che chiede più controlli soprattutto per le corse notturne. Maggiore controllo e una maggiore sicurezza per gli operatori di esercizio, che è importante per l'espletamento del proprio lavoro. Il sindacato sottolinea come le condizioni difficili degli autoferrotranvieri portano ogni anno a un impoverimento del settore a causa delle fughe di sempre più lavoratori, chiesta la modifica dell'attuale forma di finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti. La nuova questura di Catania, fatela a Librino. Padre Spampinato sollecita le istituzioni ad una maggiore presenza nelle periferie. Spaccio e dispersione scolastica vanno affrontati con determinazione. Tonino De Mana. La nuova questura di Catania? Fatela a Librino. Non è una provocazione quella di padre Alfio Spampinato, ma una richiesta di aiuto alle istituzioni affinché siano maggiormente presenti nelle periferie, dove a farla da padrone sono spaccio di droga, microcriminalità e dispersione scolastica. All'ipotesi Caserma Sommaruga risponde con determinazione padre Alfio, secondo cui il riscatto sociale passa attraverso fatti concreti e non parole. Alle mie spalle voi vedete un terreno ampio, il terreno è libero. Realizzare stabilmente con uffici, con tutto quello che merita la questura di Catania, un questore di una città importantissima, di una metropolia, qui sarebbe un investimento. La lotta all'illegalità deve essere quotidiana. Ma la dispersione è dovuta al fatto che finito l'orario scolastico questi bambini sono per le strade. Né io né altri possiamo prenderli per un orecchio oppure con le buone maniere e portarli a scuola. Librino tra l'altro è notoriamente conosciuta come piazza di spaccio. Sì, piazza di spaccio, però a Librino ci vengono quelli che possono comprare la droga, che sono quelli che sono del centro di Catania. Se c'è un controllo della polizia... Coltivare la speranza, così lavorare nel presente può salvare il futuro delle nuove generazioni. Medici e infermieri del 118 sono stati aggrediti e picchiati allo Zen di Palermo durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale. La notte scorsa contusioni al personale e danni ai mezzi di soccorso. Com'è possibile aggredire chi è lì per salvarti la vita, dice uno dei medici appunto intervenuto. Non esistono punizioni adeguate per chi aggredisce il personale sanitario né tutele sufficienti per chi lavora in prima linea. E adesso la morte di Fabio Altruda, il pilota dell'aeronautica precipitato 2 anni fa con il suo caccia Eurofighter a poca distanza dalla base militare di Birgi. Ecco, dopo 2 anni arriva una svolta nelle indagini. Ci sono 2 indagati per omicidio colposo. Laura Spanò. Per la morte del capitano Fabio Altruda, il pilota dell'aeronautica precipitato con un caccia Eurofighter nel dicembre 2022 nei pressi della base militare di Birgi, ci sono 2 indagati. La procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati il maggiore pilota Andrea Maida, capo formazione del volo di trasferimento di 2 velivoli Eurofighter da Istrana in Veneto verso Birgi, e l'allora comandante del 37° stormo di Trapani Birgi, Daniele Donati. L'accusa per entrambi è di omicidio colposo. Non avrebbero ognuno per le loro mansioni verificato le condizioni di sicurezza. Il maggiore Maida è indagato anche di falsità ideologica. Il capitano Altruda non avrebbe potuto pilotare in ore notturne, le abilitazioni erano scadute e Maida fece risultare sui registri della base, in quelli del sistema informatico logistico, che quel volo aveva finalità addestrative. La procura di Trapani ha accertato che il velivolo pilotato da Altruda avrebbe avuto anche avarie tecniche presenti prima del decollo al sistema di navigazione, che consente al pilota di avere informazioni su angolo e distanze da seguire. Per questo avrebbe potuto fare ritorno a Trapani solo in formazione stretta, cioè viaggiando affiancato all'altro mezzo, ma la vittima aveva l'abilitazione scaduta anche per questa operazione. È stato accertato che nella fase di avvicinamento all'aeroporto, mentre il velivolo si trovava nelle nubi, il capitano Altruda si sarebbe disorientato, non riuscendo più a recuperare il velivolo che precipitava al suolo. A gennaio 2023 i genitori del pilota avevano presentato una denuncia alla procura di Trapani
Trapani a quella militare di Napoli, sostenendo la cattiva manutenzione del velivolo pilotato dal figlio e che il capitano Altruda quel giorno stesse svolgendo una missione operativa finalizzata a scortare un velivolo militare statunitense, e questo spiegherebbe perché l'aereo era con equipaggiamento armato. Ancora cronaca, si era spacciato per un fisioterapista, avrebbe avvicinato a Catania una turista italiana e poi avrebbe abusato di lei prima di fuggire quando la ragazza è scappata per chiedere aiuto. È quanto la procura di Catania contesta ad un uomo di 58 anni arrestato questa mattina dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. E a Marsala è stata chiesta invece la condanna a 6 anni di carcere per un anziano muratore accusato di abusi sessuali su una bambina di 9 anni avvenuti nel 2021. E adesso torniamo a parlare di questo giovane hacker di Gela che ha violato i segreti più nascosti dello Stato. Il suo legale ha chiesto la scarcerazione. Ad incastrarlo sarebbe una traccia lasciata su un sito porno. Ci dice tutto Gerry Italia. A volte la realtà supera la fantasia. Il giovane hacker capace di penetrare i server del Ministero della Giustizia e di importanti istituzioni italiane è stato fermato non dalla complessità delle sue operazioni, ma da una disattenzione banale. Carmelo Miano, 24 anni, originario di Gela e residente a Roma, è stato incastrato dalla traccia digitale lasciata su un sito porno. Miano, che lavorava per il colosso della cyber security NTT Data, operava dall'ombra del suo appartamento alla Garbatella, un tranquillo quartiere della capitale, ma dietro quell'apparenza da semplice tecnico informatico si nascondeva un abile pirata del web. Ora, di fronte alle accuse della Procura di Napoli, Miano ha ammesso di aver violato i server del Ministero della Giustizia e di aver consultato le email di diversi magistrati tra Napoli, Roma, Gela e Brescia. Tuttavia ha negato di aver recato danni ai sistemi informatici violati. Attraverso il suo legale, Gioacchino Genchi, ha fatto sapere di essere pronto a collaborare con la giustizia. Secondo il suo avvocato, i sistemi informatici che Miano avrebbe colpito erano già fragili di per sé. Intanto la Procura indaga anche su possibili contatti tra il giovane hacker e membri dei servizi segreti. Sul portale del dark web al quale si collegava infatti ci sono diversi passaggi su Russian Market, ovvero uno dei principali siti russi di e-commerce del criminal hacking dedicato alla vendita illegale di informazioni sensibili come password, dati bancari e carte di credito, particolarmente orientato all'Italia, e per questo è scattata anche l'accusa di riciclaggio oltre a quella di accesso abusivo al sistema informatico. L'attività criminale di Miano infatti non si fermava qui. Sul dark web aveva accumulato un tesoro di 5 milioni di euro in criptovalute guadagnati sui black market della droga. La sua doppia vita però si è rivelata agli inquirenti proprio grazie alla sua imprudenza online. Da una semplice navigazione su un sito hard, le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al suo indirizzo IP, scoprendo il suo nascondiglio. Resta adesso aperta la questione delle misure cautelari. L'avvocato Genchi ha richiesto l'attenuazione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Voltiamo pagina a Catania, 2 giorni di confronto sui temi della geopolitica, le scelte di governo condizionate dalla collocazione geografica. Tra i partecipanti anche l'ex presidente della Serbia Boris Tadic. Luca Ciliberti. Questo festival ha anticipato un trend, cioè ha anticipato il fatto che i problemi sono complessi, che soprattutto sono problemi che attraversano tutti gli stati, tutti gli scacchieri, e quindi quella che poteva apparire allora una posizione geografica un pochino defilata come la Sicilia, oggi si trova al centro dei grandi cambiamenti del mondo. Il bacino del Mediterraneo è strategico. Una riflessione sui principali avvenimenti geopolitici internazionali con esperti e protagonisti che dialogano con un pubblico ampio e con un'attenzione particolare agli studenti. Ognuno deve avere il proprio pensiero e lo deve sviluppare tramite studio, tramite ascolto e tramite pensiero critico, e questa è una cosa che a questa generazione un po' manca e che dobbiamo ritrovare. L'impegno di Mare Liberum, giunto ormai all'8ª edizione, è quello di rendere accessibili temi complessi, di offrire attraverso voci di autorevoli interlocutori una visione plurima del mondo globale che viviamo. Se ci pensiamo è semplice: come si fa a cambiare il mondo? Educando i ragazzi alla pace, alla tolleranza, al rispetto, all'idea che la diversità è un valore da difendere e non una paura da cui scappare. Non si può avere una formazione, non si può essere uomini e donne del futuro se non si sa cosa succede, se non ci si interessa, se non si va a votare, se non si è partecipi, non si ha un minimo di conoscenza storica. Quest'anno ad arricchire i confronti anche l'esperienza dell'ex presidente della Serbia Boris Tadic, che ha raccontato i cambiamenti dei Balcani e i drammatici anni delle guerre. È stato veramente illuminante, perché sentire informazioni date da persone che l'hanno vista in prima persona, hanno dovuto gestire guerre o situazioni difficili nel proprio paese, è stato come aprirci un mondo a tutti quanti che eravamo presenti là.
2 giorni intensi, cominciati ieri con panel tematici che restituiscono una fotografia delle nuove generazioni che ambiscono a essere classe dirigente di domani. Sigarette più care di 5 euro a pacchetto, la proposta degli oncologi per sostenere il servizio sanitario pubblico trova consenso nella politica anche per fare cassa e poi paradossalmente pure nella maggior parte dei fumatori. Francesco Aloi. Io non le comprerei più, mi toglierei il vizio. E l'obiettivo è proprio questo, diminuire il numero dei fumatori. Il prezzo delle sigarette potrebbe aumentare di 5 euro. La proposta arriva dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, con Fondazione AIOM e Panorama della Sanità. Fumeremo lo stesso, un fumatore ha bisogno di fumare e fumerà lo stesso, troverà qualche altro escamotage ma fumerà lo stesso. E magari per i fumatori incalliti è un po' difficile smettere, però per quanto riguarda i giovani magari l'aumento di prezzo è molto importante. Poi non so se fa così male. Lei dice che fa male fumare? Eh sì, qualcuno se lo chiede ancora, ma la risposta ce la ricordano anche i pacchetti delle sigarette. Il fumo uccide. 9 casi di tumore al polmone su 10 sono legati a questo. Con l'aumento del prezzo, quindi, da un lato si mira ad invogliare a smettere di fumare, dall'altro si finanzia il sistema sanitario nazionale. Secondo lei potrebbe funzionare? Alla grande, sarei d'accordissimo. Una delle cose positive che in questa Italia manca, il servizio sanitario. Togliere qualcosa di nocivo per creare qualcosa di positivo. Ma per qualcuno si tratta di una maxitassa, un escamotage del governo per fare cassa. La proposta comunque sta trovando consenso bipartisan. L'ottimismo non manca, nemmeno in strada. Una cosa buona, se fanno questo se levano vizio da fumare. Fanno bene, perché sigarette fanno male, Gli artisti di strada tornano ad animare Ragusa con la 29esima edizione di Ibla Buskers, che quest'anno però cambia sede, non più il centro storico barocco ma le vie della città superiore. Veronica Barbarino. Invece le campionesse Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio, medaglie d'oro nella gara a squadre di spada alle Olimpiadi di Parigi, incoraggiano i giovani a dedicarsi allo sport ma anche e soprattutto allo studio. Poi parlano anche del senso del sacrificio per raggiungere i loro stessi traguardi. L'intervista di Adelaide Barbagallo. L'ho sempre fatto, ammetto che è molto difficile, però poi è una soddisfazione enorme e soprattutto lo sport ti aiuta veramente in tutto nella vita, ti insegna a fare squadra, a conoscere amici come ad esempio Alberta con la quale poi abbiamo vinto una medaglia d'oro, quindi io consiglio a tutti questa strada, assolutamente non mollare lo sport e cercare di conciliare il tutto perché con l'organizzazione si può fare. L'emozione delle Olimpiadi, adesso l'emozione di essere qui nella tua città, una città che ha tanto bisogno anche di giovani che credano e che scommettano sul loro futuro. È stata veramente una bella esperienza oggi, siamo passati da Parigi con la sfilata olimpica a qui con questa piccola Olimpiade delle Regioni e credo che loro saranno bravissimi, sono il futuro e spero veramente che diventeranno forti come noi. Alberta, tanta abnegazione, tanto sacrificio nello sport, pensi che i ragazzini di adesso abbiano queste stesse volontà, qualità di voi che siete un po' più grandette? Beh, diciamo che sì, la parola sacrificio è un po' la parola d'ordine nello sport ma anche nella vita. Io mi auguro che noi possiamo essere un esempio per i più piccoli perché con i sacrifici si possono raggiungere grandi obiettivi e quindi mi auguro che loro possano voler fare questi sacrifici perché ne vale la pena. Altri obiettivi? A breve mi sposerò, quindi questo è il mio obiettivo prossimo, però poi non vedo l'ora di ritornare tra le pedane, di rimettermi in gioco perché questa medaglia è stata un punto di passaggio, non un arrivo e quindi vogliamo continuare a vincere altre medaglie. E noi tifiamo naturalmente per loro. Intanto facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Domani giornata impegnativa per le siciliane, giocheranno sia il Palermo, Catania, Messina e Trapani. A tra poco.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, vigilia di match per il Palermo che al Barbera domani sfiderà la Salernitana, dubbi in attacco per Dionisi che comunque confermerà il 4-3-3. Marco Gulla. Un avvio shock con 2 sconfitte in 2 partite, poi il rilancio con 5 risultati utili consecutivi, 2 pareggi e 3 vittorie, tutte in esterna, per un Palermo che rivede da vicino il suo obiettivo principale. Domani al Barbera contro la Salernitana la tappa è importante. I rosarero vogliono ottenere la prima vittoria casalinga della stagione per mandare un messaggio chiaro, concreto al campionato. Non dovremo accettare di fare la loro partita, dovremo fare la nostra partita sapendo che dovremo essere squadra. Perché hanno le qualità per metterci in difficoltà, noi abbiamo le nostre qualità che sicuramente possono mettere in difficoltà la Salernitana. Dobbiamo dar continuità di prestazione, perché la cosa più importante è far prestazione e di atteggiamento, come è stato nella partita precedente, ma come non è per me mai mancato. Dubbi in attacco per Dionisi, Insigne è entrato facendo gol contro il Südtirol e si candida una maglia da titolare. Leduaron potrebbe quindi andare in panchina. Al centro Henry va verso la conferma con Brunori ancora inizialmente out, mentre sulla sinistra dovrebbe giocare Di Mariano, ma Di Francesco scalpita. Domani oltre 23.000 spettatori, fischio d'inizio alle 15. E poi in Serie C invece domani il Catania giocherà in casa della Casertana. Toscano prepara alcune rotazioni in attacco per inseguire la seconda vittoria consecutiva. Bisogna insistere, dice il tecnico, per continuare a crescere. Marco Carli. Dare continuità nella prestazione e nel risultato. Il Catania, tornato al successo contro il Monopoli, vuole provare a ripetersi anche a Caserta. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze in mezzo al campo, adattando alcuni giocatori sulla mediana, mentre ha varie soluzioni in attacco. Proprio davanti i rossazzurri proveranno a dare una svolta. Finora 7 gol segnati e solo in 2 occasioni più di una rete, nella partita vinta contro la Juventus Next Gen, a Biella, e nella sconfitta di Giuliano. L'allenatore del Catania continua a ripeterlo, conta l'approccio, così come contano la concentrazione e la capacità di crescere costantemente. La parola che ho usato questa settimana è insistere, insistere, insistere. È un momento che bisogna rimanere sul pezzo, non mollare di un centimetro. Sono i movimenti individuali, le giocate individuali che possono creare pericolosità alla squadra avversaria. E in questo, soprattutto negli ultimi 16 metri, è una cosa su cui stiamo lavorando e dobbiamo migliorare, lo sappiamo, però la cosa che mi fa stare sereno è la disponibilità e l'applicazione che mettono questo gruppo di ragazzi ogni giorno. Torna fra i convocati Gherardi, così come dice il tecnico, è a disposizione Beters, ma Adamonis sarà ancora titolare. Come Beters ha fatto bene nel momento in cui è stato chiamato in causa, anche Adamonis ha fatto bene, sta facendo bene e quindi merita la riconferma. Casertana Catania sarà come sempre seguita da Telecolor nel corso di diretta stadio, collegamenti da Caserta, opinioni in studio e le interviste in anteprima con i protagonisti. E domani pomeriggio il Messina ospita al Francoscoglio la capolista Benevento. Il Trapani invece sarà impegnato sulla neutro di Potenza contro il Sorrento. Sergio Colosi. Da una capolista all'altra, dopo il Picerno il Messina ci riprova al Francoscoglio contro il Benevento, che condivide la vetta con 15 punti insieme ai Lucani. Ritorna da ex Gaetano Auteri al tramonto di una settimana, quantomeno complicata per il club peloritano, diviso tra mancanza di campi per gli allenamenti, dimissioni del DG e una crisi societaria senza fine. Privo di salvo almeno per altre 2 gare, Modica cerca il rilancio per una classifica preoccupante in un mese che l'anno scorso, prima della svolta, lo portò ad un passo dall'esonero. Il calendario è difficile, 2 punti nelle ultime 4 giornate indicano un Messina non distante dalla crisi e in linea con la mediocrità del suo organico. Chi viaggia su numeri diversi è il Trapani, che contro il Sorrento ritrova il Viviani di Potenza, dove lo scorso 25 novembre segnò una cinquina rossoblu prima della quaterna la Turris. La squadra di Aronica, a 3 passi dalla vetta, ha ritrovato Lescano, nuovo capocannoniere del girone con 6 centri. Non potrà disporre di Zuppel e Balietti, recuperato Fall.
E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento ritorna domani. A tutti voi una buona serata, un buon sabato sera. La Sicilia è la regione europea della gastronomia 2025, prima in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale assegnato dall'International Institute of Gastronomy. Il G7 Agricoltura di Siracusa e l'Expo Divinazione sono stati il luogo e l'occasione per parlare di un riconoscimento che non arriva a caso, un successo che inorgoglisce il neoassessore all'agricoltura della regione siciliana Barbagallo. È un programma che è nato con il mio predecessore, l'assessore San Martino, con il pieno sostegno del presidente Schifani. Li ringrazio ambedue per questa straordinaria opportunità che danno alla Sicilia e a me di portare avanti questo lavoro. Sicilia, regione della enogastronomia, non significa soltanto esaltare i prodotti di eccellenza della nostra Sicilia, prodotti DOP, prodotti GT, prodotti biologici, una diversità e una biodiversità che è veramente elevata, ma significa anche promuovere la Sicilia, promuovere il Made in Sicily, il che significa cercare di raccordare le iniziative sulla enogastronomia e sui prodotti agroalimentari con le bellezze del turismo, con le bellezze dei beni culturali, con i borghi marinari, con i borghi rurali, con le riserve siciliane, cioè sostanzialmente cercare di innalzare il livello di attrattività della Sicilia trainando tutti gli aspetti delle bellezze siciliane attraverso l'agroalimentare. Ma il riconoscimento è onore e responsabilità al tempo stesso. Io spero che stiamo per uscire dal momento critico della siccità, dal momento più acuto, momento che ha visto diversi mesi con grandi sofferenze, soprattutto da parte degli imprenditori agricoli, delle aziende a cui sono molto vicino. Passato questo momento dobbiamo passare alla programmazione. Già c'è un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti di dissalazione e quindi tutte quelle misure che consentiranno appunto di mitigare in futuro i sicuri periodi di siccità. Se il G7 è stato segnato dalla presenza dei giovani, anche l'assessorato regionale all'agricoltura punta su di loro. Il confronto tra le imprese e la ricerca è un incontro fondamentale. Peraltro l'assessorato agricoltura ha promosso diversi bandi per appunto facilitare la collaborazione tra le imprese e i ricercatori. Un volano per i prodotti siciliani e di certo il marchio Born in Sicily. Obiettivo dell'assessorato è anche il rafforzamento dell'export. Sì, il Born in Sicily non deve essere solo il born delle eccellenze agroalimentari, deve essere qualcosa in più, deve essere un'esportazione delle nostre bellezze.
turistiche, e quindi che rappresenta un asset fondamentale per la nostra Sicilia, e poi dei beni culturali. Dobbiamo rafforzare questo legame. Io sono fiducioso che riusciremo nel 2025, utilizzando questo riconoscimento, a rendere concreto questo concetto. I colori della Sicilia, con i profumi e i sapori, spiccano nella piazza Duomo di Ortigia, nel padiglione della regione, dove è difficile scegliere. Io credo che i visitatori in questo Expo hanno potuto veramente apprezzare tutto quello che noi produciamo.